Sono molto orgoglioso di essere a capo di una comunità umana che sta esprimendo una grande qualità di dirigenti, donne, uomini, giovani, pronti ad affrontare le prossime battaglie. Già abbiamo affrontato con successo questa scadenza elettorale per il rinnovo del Parlamento nazionale, siamo passati in Veneto da 0 a 5 parlamentari, siamo riusciti a triplicare i voti rispetto alle ultime consultazioni elettorali, la dimostrazione che l'elettorato in Veneto ci ha premiato perché ha capito che votare per Fratelli d'Italia non è la stessa cosa che votare per altri partiti. Quindi noi continuiamo nel nostro radicamento territoriale, pronti ad affrontare le prossime battaglie, con questa classe dirigente che si sta dimostrando sempre di più all'altezza delle aspettative e meritevole della fiducia che è stata loro riposta dal nostro elettorato. Fratelli d'Italia in questa competizione elettorale ha dimostrato di avere la condivisione da parte degli italiani, ha dimostrato di saper trovare il consenso nel proprio programma elettorale e credo che anche in Veneto sia stato ampiamente dimostrato questo. Segno inequivocabile che la classe dirigente di Fratelli d'Italia del Veneto ha lavorato bene, e il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, il consigliere regionale Sergio Berlato, ha saputo dare con il lavoro quotidiano in questi 2 anni e mezzo che siede in consiglio regionale, ha saputo dare un grande esempio di come siamo diversi e migliori, che noi non facciamo solo proposte ma vogliamo portare a casa anche risultati concreti per tutti i cittadini. Come movimento giovanile di Gioventù Nazionale ci stiamo strutturando in tutta la regione, soprattutto nelle province di Verona, Vicenza e Padova, ma siamo a disposizione anche per le province di Belluno e Rovigo per portare le nostre idee a livello locale e nelle scuole e nelle università, perché comunque è un impegno civico è anche quello di portare la politica all'interno delle università e delle scuole per distribuire idee e creare uomini. Le giovani generazioni italiane che sono state insultate negli ultimi 7 anni dai governi del Partito Democratico e della sinistra sono tornate a votare. Oltre 140.000 giovani hanno scelto Fratelli d'Italia e il progetto politico di Giorgia Meloni. Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia, si è proposto di raccontare una nuova speranza, un nuovo modo di credere nel futuro di questa nazione. Raccontiamo le nostre proposte, le abbiamo scritte in un manifesto generazionale e sono diventati quello strumento che permette di far risvegliare le coscienze di una generazione che non vedeva più un futuro in questa nazione. Stiamo rappresentando questo cambiamento, parliamo di lavoro, di scuola, di università, di ambiente, di famiglia, di lotta alla mafia. Ci siamo per rappresentare la nostra generazione con Fratelli d'Italia e con Giorgia Meloni.